Galà dei Tesori, il primo galà internazionale di Tesori d'Italia che si svolge proprio qui a Modica, al Modica Palace Hotel. Il Galà dei Tesori nasce sì per promuovere il territorio, ma soprattutto per farlo interagire. Con il suo violino Simona Sorrentino. Buonasera a tutti, siamo qui al Galà dei Tesori, al Modica Palace Hotel, il primo galà internazionale di Tesori d'Italia. Siamo nel salottino di Tesori d'Italia e c'è l'after dinner, abbiamo finito di mangiare, adesso si sta danzando e ci si sta divertendo. Sono qui con Salvo Falcone della Pinxa e chiedo adesso a Salvo le sue impressioni su questo galà.
Riccardo, intanto grazie per questo spazio, ma soprattutto per l'accoglienza in questo momento molto bello della serata, che tra l'altro è andata molto bene, un gran galà che ha toccato Modica, e quindi doppiamente benvenuti in questa città. La serata è andata in maniera splendida, tanti ospiti, tanta eleganza, ma soprattutto siete riusciti, com'è nel vostro brand, a fare rete anche in questa città. E io credo che la differenza oggi nella riuscita di un progetto si misuri proprio in quella capacità di fare rete, di fare network, una caratteristica di cui tutti parlano ma poi pochi la realizzano, quindi complimenti, voi ci siete riusciti. Noi crediamo nella sinergia, nella rete, e questa Sicilia ne ha bisogno, soprattutto nel mondo gastronomico, comunque del business gastronomico. Noi lo vogliamo fare ad alto livello, supportando con alta qualità e utilizzo di eccellenze del territorio come materie prime ciò che prima era, come dire, una rosticceria o quello che era la tipicità siciliana di bocca buona alla tavola, alla portata di tutti. Lo vogliamo un attimino portare alla portata di tutti, ma tramite professionisti del settore, gli chef. Il nostro vino nasce dalla passione di uno svizzero che ama la Sicilia e lui vuole fare le cose soprattutto per lui. Questo era il suo obiettivo iniziale e rimane sempre così. Tutto viene fatto proprio come si facevano i nostri grandi nonni, tutto manuale, con cura, selezionare i grappoli, trasferire tutto in maniera curata, così anche nella pulizia e tutto, e continuare sempre questa performance, valorizzare il nostro territorio. E questo rispecchia un po' il lavoro che fa Riccardo, Tesori d'Italia, nella ricerca delle eccellenze della nostra Sicilia e anche della nostra Italia. L'arte è qui, è presente in tutte le forme. Grazie anche alle ceramiche Cerruto abbiamo la grande prova della grande tradizione che si rinnova della ceramica in Sicilia, ma abbiamo anche un artista come Doriana Pagani, altro esempio di come l'Italia è bella da nord a sud ed è bello spostarsi e vivere anche nelle altre latitudini e longitudini dello stesso stivale. Una prova è proprio lei, nata a Brescia, invece innamoratasi della Sicilia, eccola qui a dipingere anche per questa prima serata di Galà internazionale. Nella voce spettacolare di Agata Rocerto, la sua versione di Cutiludissi. O primo amore lo feci con te e tu schifiosa ti stai scordando a mia, ci facevo ogni caretta mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio c'è tu, ai 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 ai, mor 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 mor,